Quarta corsa, premio Lurabo, è la terza prova per il campionato italiano Gentleman, stavolta cavalli anziani, sono in 10 al via. 1 Zebur Isaiah TRGF Vittorio Miniero, 2 Virtual Victory Thomas Manfredini, 3 Zibellino Matto Jessica Pompa, 4 Vien Rose Giuseppe Rizzo, 5 Val Gardena Jet Michele Canali, 6 Uragano Spritz Michela Rossi. Seconda fila 7 Zebuvo F Filippo Monti, 8 Allure GSO Patrick Romano, 9 Valdest Lucia Pasqualini, 10 Voldemornal Matteo Zaccherini. Ancora aperta la lotta per stabilire il Gentleman che rappresenterà l'Emilia Romagna. Tutta rete la prima fila. Veloce al largo Uragano Spritz al pari di Vien Rose, di dentro però c'è Zibellino Matto che sta scavalcando Zebur Isaiah. Prima curva con Zibellino Matto che è passato al comando nei confronti di Vien Rose. Poi Voldemornal, 5 Val Gardena Jet squalificato. Benissimo dalla seconda fila, intanto c'è l'errore di Val Gardena Jet, 14,7 i primi 200 metri con in vantaggio il figlio di Iglesias, Jessica Pompa in sulchi. Seconda posizione per Zebur Isaiah TRGF davanti a Zebuvo F, 400 metri in 29,8, siamo sulla seconda curva. Voldemornal esce dalla scomoda schiena di Vien Rose e viene al largo. Tanto arriviamo ormai al paletto dei 600 metri passati in 45,8 con Voldemornal che fa sul serio e passa già al comando. Prima degli 800 Voldemornal si lancia in fuga, poi Zibellino Matto, Zebur Isaiah, poi Zebuvo F in quinta posizione Allure GSO. Intanto Voldemornal ha scavato un gap di una decina di metri e arriva di slancio al chilometro in 1:14,6. Sempre in vantaggio il figlio di Mondiale OK nei confronti di Zibellino Matto, sposta al largo Zebur Isaiah TRGF, poi ancora Zebuvo F mentre cerca di rimontare di dentro Allure GSO, retta di là passata in 14,4, ancora buon vantaggio Numero per 2 Voldemornal. Victory Passa in seconda posizione Zebur Isaiah, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Voldemornal nettamente padrone della situazione. Seconda posizione per Zebur Isaiah, ultimi 100 metri, Voldemornal ormai partita vinta con Matteo Zaccherini, finisce molto bene Zebur Isaiah TRGF che può essere solamente secondo, al terzo Allure GSO davanti a Zibellino Matto e al quinto Zebuvo F. Vediamo un po' i conti perché la lotta è molto stretta. Matteo Zaccherini con questa vittoria va a 12 punti. Rivediamo la lotta per le piazze. Il secondo posto è di Vittorio Miniero che però può arrivare solo a 7, poi per il terzo ci è sembrato Patrick Romano che potrebbe andare a 12, così è. E al quinto Zibellino Matto che va a 11,5, quindi secondo me c'è un ex aequo tra Matteo Zaccherini e Patrick Romano. Comunque vedremo più con calma per capire chi sarà il gentleman che rappresenterà l'Emilia Romagna.